Blitz degli indipendentisti di Maluentu in cima al Gennargentu. Punta la Marmora non c'è più, cementata una lapide che battezza la vetta come Punta Amsicora. Blitz degli indipendentisti di Maluentu sulla vetta del Gennargentu, quella che comunemente viene chiamata Punta alla Marmora, che da oggi, secondo appunto il Blitz degli indipendentisti, dovrebbe chiamarsi Punta Amsicora. Questa mattina si è recato per noi in vetta al Gennargentu Graziano Cano, che ha realizzato questo servizio. Vediamo. Un anno fa si erano limitati a piantare la bandiera della loro Repubblica, ora invece sono saliti sul tetto del Gennargentu con tanto di cemento e targhe in metallo per ribattezzare Punta alla Marmora in Punta Amsicora. Dopo l'isola che diventa Repubblica, il conio della banconota da 10 euro, le catene davanti alla prefettura di Oristano hanno messo a segno un nuovo Blitz. Ieri mattina un'allegra comitiva della Repubblica di Maluentu, guidata da Salvatore Meloni, è salita in fila indiana sul Gennargentu, sobbarcandosi con carico in spalle le 2 ore di marcia per raggiungere la cima più alta, quella Punta alla Marmora dove fino a qualche tempo fa, ne restano solo alcuni pezzi, una lapide in marmo a quota 1834 metri ricordava il topografo piemontese Alberto Ferrero della Marmora. Da ieri, di rimpettaia, c'è una targa 50x50 nuova di zecca dedicata ad Amsicora, patriota sardo, col cui nome, recita la scritta, Predas Crebadas, cioè la zona dove sorge il monumento, è onorata di stare insieme. La comitiva ha cementato la targa a pochi passi dalla Grande Croce, gesto con il quale Meloni e i suoi hanno voluto sicuramente dare nuovo vigore alla battaglia iniziata lo scorso anno per il riconoscimento internazionale del nuovo Stato. Un blitz portato in gran segreto, senza squilli, senza le conferenze stampe del passato, non anonimo perché la firma sotto forma di un adesivo della fantomatica Repubblica di Maluentu cappeggia sul fondo della targa. Meloni e i suoi sono invece stati prodighi di fotografie e di video, solo una volta che grazie a una segnalazione Videolina aveva avuto conferma dell'avvenuta spedizione. Difficile ipotizzare le conseguenze, quella più probabile è una denuncia della forestale per quei buchi sulla roccia e per quel cemento in una zona di grande valore naturalistico.